Ancora un saluto, ben trovati all'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Questa mattina l'assessore regionale Bini ha incontrato le categorie economiche di riferimento per illustrare la legge di stabilità 2022, finalizzata in particolare a stimolare il settore legno arredo. E ha seguito per noi l'incontro Isabella Gregorato. Si è appena concluso in Regione a Udine l'incontro dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini con rappresentanti di categoria per parlare di rilancio soprattutto di alcune zone industriali, anche riconversione del patrimonio edilizio produttivo che è dismesso. Che cosa è emerso? Quali sono le possibilità qui in Friuli Venezia Giulia per questo rilancio? Noi abbiamo due macro aree, mi riferisco alla zona dell'Aussacorn, mi riferisco a tutta l'area, il vecchio triangolo della Sedia, quindi Cividalese e Manzanese, che hanno delle potenzialità di sviluppo enorme. Guardate, trainavano anni fa l'economia proprio del Friuli Venezia Giulia. Noi come giunta regionale ci stiamo adoperando in maniera concreta al fine di un rilancio degli stessi. Vi ricordo il superamento della fase commissariale ormai in itinere per quanto riguarda, imminente per quanto riguarda l'Aussacorn, i milioni messi sia per quanto riguarda le bonifiche ma anche per quanto riguarda l'attrattività di investimenti nell'area stessa. Lo stesso dicasi per un'altra importante area, mi riferisco al Cividalese e Manzanese, dove sono stati messi con l'ultima finanziaria 15 milioni di euro. Anche questa è un'area in grado di attrarre importanti investitori ed è in grado di creare occupazione vera, occupazione nuova, in grado di incrementare i già ottimi numeri, perché questo va sottolineato. In Friuli Venezia Giulia durante il periodo pandemico abbiamo avuto delle performance economiche da primi della classe, sia da un punto di vista di tenuta occupazionale, prodotto interno lordo, ricerca, innovazione, insomma continuare in un lavoro che noi abbiamo iniziato oramai quasi 4 anni fa di rilancio economico della nostra regione. Ecco, strumenti in particolare, perché gli imprenditori devono fare la loro parte, la regione dal canto suo? La regione dal canto suo, la regione Friuli Venezia Giulia dal canto suo già da diversi anni è al fianco delle imprese, dove si vuol dare lo stimolo all'investimento. Ecco, quello che a me piace è il connubio win-win, impresa, quindi imprenditore che investe, con il supporto e l'aiuto del pubblico, quindi della regione. È uno strumento che sta funzionando, e anche questo lo dico con un minimo è un pizzico di orgoglio, insomma non ci sono tante regioni in Italia così vicine al mondo delle imprese come la regione Friuli Venezia Giulia. Bene, ringraziamo l'assessore regionale Emidio Bini e continuiamo con alcuni rappresentanti appunto di categoria. Accanto a me il presidente di Confartigianato, Graziano Tilatti. Le possibilità che oggi avete praticamente evidenziato, che cosa è emerso dall'incontro di oggi anche per quanto riguarda le realtà artigianali? Oggi è una data importante perché abbiamo conosciuto qual è l'entità delle risorse messe a disposizione per la rigenerazione del territorio e per i nuovi investimenti, quindi abbiamo assieme alle categorie abbiamo portato avanti quelli che sono le nostre aspettative e insieme troveremo un percorso progettuale che ci darà veramente una mano, e ringrazio la Regione per la sensibilità avuta per questi territori e per le attività produttive in genere, che in questo periodo di crisi sono state le misure varate dalla Regione sono state molte e tutte indirizzate alla sopravvivenza delle aziende e allo sviluppo delle piccole imprese. Che cosa si intravede per il futuro? Ne parliamo con il vicepresidente di Confindustria di Udine, Dino Ferragotto. Possibilità dopo questo incontro di oggi? Allora, dopo questo incontro di oggi si intravede anche la grande possibilità di creare un hub tecnologico a supporto delle imprese per dare una progettualità anche nel mondo del design industriale, con particolare declinazione nel mobile arredo,
area che finora era scoperta dagli attuali parchi tecnologici e dai centri di ricerca. Quindi verrà messo a punto un qualcosa che permetterà di fare un salto qualitativo e tecnologico alle imprese che operano in questo settore nell'area locale friulana. Ecco, sentiamo anche dal rappresentante, dal presidente del cluster Arredo, Matteo Tonon, e quindi l'Arredo verso un nuovo slancio. L'Arredo decisamente oltre che verso un nuovo slancio, sicuramente in un percorso che, se dobbiamo dire da una parte, certamente è stato faticoso negli ultimi 2 anni, causa pandemia, causa Covid, ma un percorso di rinnovamento che era già iniziato per il comparto dell'Arredo, che trova anche, e questo è stato uno dei fil rouge della importante riunione di oggi, in cui abbiamo capito quale può essere lo stanziamento delle risorse dedicato a supporto di un comparto, che guarda tutte le fasi di ricrescita e di rivalorizzazione di quelle che sono le produzioni del nostro territorio, di un comparto che storicamente è presente nei diversi mercati internazionali e rappresenta a livello regionale, in termini di filiera complessiva del legno arredo, il secondo comparto per importanza. Per cui sicuramente una direzione importante che guarda al futuro, che guarda allo sviluppo, al supporto nella realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto realizzati nel nostro territorio. Un percorso importante. Bene, ringraziamo anche il presidente cluster Arredo, Legno Arredo, Matteo Tonon. Qui dal Palazzo della Regione di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. E allora grazie a Isabella Gregorato, che ritroveremo più tardi nel corso della trasmissione. Intanto con Alexis Sabot siamo andati a Udine tra i cittadini per sapere come vedono i vari nomi dei quali si sta parlando per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica. Dopo la fumata nera di ieri, oggi una seconda votazione. Mi aspetto che sia un Presidente al limite come Mattarella, che è stato un buon presidente. Ma ha un nome in testa? Ancora no? Ah sì, ce l'ho uno io, Casini. Ah, lei punta su Casini? Punto su Casini perché è sempre stato abbastanza neutrale e perciò è anche competente. Il governo invece Draghi? Il governo è sempre Draghi, a meno che Draghi non sia non solo il Presidente della Repubblica, ma faccia anche il Presidente alla francese. Sarà uno di destra, io però siccome sono di sinistra tifo per, non so, per Bersani per esempio, perché persone che onestamente di destra ma anche di sinistra non riesco a capire quale potrebbe essere uno di livelli all'altezza come Mattarella o robe del genere, non ne conosco. Sperava in un bis di Mattarella? Se magari, sì, magari. Lei sta pensando al Presidente della Repubblica? Sì, ci si pensa, perché è quello che rappresenta l'Italia all'estero, che rappresenta noi italiani. Ha un nome in testa, per esempio? O sperava in Mattarella? No, io dico sinceramente, la Casellati andrebbe bene, perché è una persona seria, una persona preparata, e venendo fuori dalla giustizia, una riforma ci vorrebbe dalla giustizia. Quindi lei punta sulla Casellati e Draghi al governo? Quello è un rebus, perché Draghi al governo riesce poi dopo a mantenere tutto il Parlamento unito, o i ministri uniti, ora sì, e dopo è un rebus. Che pensino bene a quello che fanno, per il bene dell'Italia, non tanto. Lei che cosa ne pensa invece? Io pensavo a Rizzoli. Come mai? È perché lui ha creato Sant'Egidio, no? La comunità di Sant'Egidio, ed è preparatissimo ed è stato anche ministro con Monti. Chiunque vada, al di là di fare il discorsetto di rappresentanza classico, non è un presidente di una repubblica presidenziale come può essere in Francia, eccetera. È una figura messa lì perché il presidente ci deve essere. Però Draghi al governo lo terrebbe? Ma Draghi al governo sì, anche perché ha una stima in Europa
ma guarda caso Draghi non è un politico, è un economista. Signora, lei sta pensando al Presidente della Repubblica? No, io al Presidente della Repubblica lo voglio di area di centrodestra, perché in tutta la mia vita sono sempre stati o centro-sinistra. Avrei piacere in una novità. Una donna magari? No, io vorrei Nordio. Lei Nordio, lei è una donna, mi ha detto. Una donna ci può, sì, anche appunto per rompere col passato, quindi una donna, al di là del nome che adesso non... però una donna ci sta bene, proprio come rottura del passato, il tentativo di avere un presidente che si faccia sentire con più autorità. Guardi, lei lo chiede a una persona che è di parte, quindi do per scontato Berlusconi, il mio presidente. Apprezzo quello che lui ha fatto a farsi, diciamo, da parte, considerato il momento difficile, diciamo così, per l'Italia. Casellati, una donna che non ne vediamo da anni, è sempre un uomo e quindi voglio dire è difficile poi, sa, voglio dire che manca la maggioranza, aspettano tutti alla quarta votazione, non saprei, le dico la verità. Qualcuno punta su un volto femminile, sì. Su una... Infatti, oltre alla Casellati, poi c'è la Moratti. Che Presidente della Repubblica vorrebbe? E vorrei Draghi, perché è il migliore. Signora, lei è dello stesso avviso? Io, Draghi mi piace, lo vorrei anche tenere al governo perché penso che sia una persona molto capace e in questo momento anche più seria, perché dei politici sinceramente a trovare una persona che mi dà fiducia è difficile. Si chiama Iup al tubo, il nuovo progetto dell'Arlef. Vediamo di cosa si tratta con Isabella Gregorato. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in regione dove viene presentato proprio questa mattina un canale YouTube particolare organizzato dall'agenzia, cioè dall'Arlef, dall'Agenzia regionale per la lingua friulana. Ne parliamo con il presidente dell'Arlef stesso, Eros Cisilino. Intanto vediamo alle nostre spalle anche delle immagini che riguardano il canale YouTube, Iup al tubo. Parliamo delle caratteristiche. Intanto questa non è la prima volta che viene organizzato un canale YouTube. Sì, è un canale dedicato, in realtà noi avevamo già fatto il canale Conghitti, che è anche un sito che è importante per i bambini, quindi una visione in sicurezza, dando la tranquillità anche ai genitori, insomma, che i contenuti sono stati controllati. Questo è un canale che è dedicato all'adolescenza ma anche all'età adulta, molto divertente, con filmati insomma che sono veramente originali e spaziano dalla scienza alla storia, ai modi di dire, veramente è anche il volontariato, bisogna sottolineare anche questo, ed è stato fatto da 8 giovani dai 20 ai 28 anni e diciamo insomma che si sono dati molto da fare con grande professionalità. Ecco, tutto rigorosamente in friulano? Sì, ci sono anche delle varietà di friulano, perché è giusto avere la coinea, avere un friulano standard quando si passa all'insegnamento, ai temi importanti che salvaguardano una lingua, però è anche importante mantenere le varietà e quindi abbiamo la varietà di Fanna, abbiamo la varietà di Basiliano, quella di Ragogna, insomma è molto interessante. Tra l'altro non dimentichiamoci la varietà carnica che è altrettanto insomma importante, direi molto conosciuta. Avete messo in rete da pochi giorni praticamente questo nuovo canale e già avete tante visualizzazioni e tanti like, cioè per essere una cosa a livello appunto di Friuli fatta in friulano, completamente in friulano, i numeri sono importanti. Numeri altissimi direi, gradimento eccezionale per questi primi video che verranno sicuramente implementati e dico solo un numero, in 10 giorni il video sul quiz carnico ha totalizzato quasi 20.000
visualizzazioni e con un numero di like veramente importante, così come gli altri, quello dell'Udinese, quello dedicato ecco, al tagliamento e al Monte di Muris, no? Monte di Ragogna, che poi in realtà è una collina, ma tutto viene spiegato molto bene da Lucie, o come ama definirsi giustamente Lucie, e poi insomma tutta una serie di situazioni che portano in evidenza, tra l'altro anche la protezione civile, questo è molto importante, tra l'altro fa vedere un giovane volontario che invita appunto a iscriversi nella protezione civile, ma direi allarghiamo tutto il volontariato che utilizza la lingua friulana in abbondanza, direi, e giustamente. L'Arlef con questo IUP al tubo, dove vuole arrivare? Beh, al cuore e alla mente di tutti i friulani, questo è importante direi, no? Perché i friulani hanno una grandissima risorsa, una grandissima qualcosa ecco, da tutelare e da amare, che è la lingua friulana, e speriamo insomma, che con questo messaggio andiamo un momento ad arricchire non solo l'offerta ecco, di materiali audiovisivi, ma soprattutto ad arricchire la sentimentalità, che è già alta per l'amor di Dio, però insomma l'importante è dare ecco, quegli stimoli interessanti per poter proseguire ecco, nella lingua friulana. Tra l'altro c'è la scadenza dell'iscrizione dei bambini alle scuole, quindi anche la scelta per la lingua friulana proprio il 28 di gennaio, quindi diamo anche lì l'adesione importante, tra l'altro sperando di implementare le ore della nostra madrelingua a scuola. Bene, ringraziamo il presidente di Arlef Eros Cisilino, restituisco la linea allo studio. E noi la giriamo alla pubblicità tra poco. Bentrovati subito in diretta da Udine, da Palazzo d'Aronco, dove si è riunita la giunta comunale. Isabella Gregoratto. Il Comune di Udine ha esaminato anche questa questione. Il Comune di Udine diventerà possessore del lascito di Carlos Gorlon. Infatti gli eredi hanno deciso di lasciare tutto il patrimonio librario al Comune di Udine. Tutto questo patrimonio verrà sistemato nella biblioteca Ioppi, dove tra l'altro sarà anche allestito lo studio originario di Carlos Gorlon. Tutto questo avverrà entro la fine del mese di febbraio. Poi in futuro è in programma anche la sistemazione della statua di Carlos Gorlon in piazzetta Marconi a Udine. Abbiamo detto questo così in apertura e ora sentiamo dai nostri ospiti quali sono le novità della giornata. Oggi in modo particolare parliamo del taser. Ne abbiamo già parlato in diverse occasioni ancora tempo fa, perché il taser era stato usato in maniera sperimentale qui a Udine, solo che adesso entrerà in maniera definitiva, sarà uno strumento che avranno appunto per sempre. Sì, siamo stati il primo comune in regione a dotare in via sperimentale, così come previsto dal decreto Salvini, la nostra polizia locale del taser, l'arma di impulsi elettrici, che ovviamente serve come strumento di difesa per il personale che rischia la propria incolumità garantendo la nostra sicurezza. Dopo la sperimentazione avvenuta l'anno scorso abbiamo deciso di dotare in via definitiva la nostra polizia locale di questo strumento, ovviamente a partire da coloro che svolgono la loro attività all'esterna, nell'attività di pronto intervento e di controllo del territorio. Questa è un'altra dimostrazione di quanto questa amministrazione tenga alla propria polizia locale, tenga alla materia della sicurezza. Proprio in questi giorni si sono verificati purtroppo degli eventi di aggressioni da parte di qualche scalmanato degli agenti, penso ad esempio al caso di Milano. Noi invece cerchiamo di dotare la nostra polizia locale di tutti gli strumenti che consentono loro di svolgere la loro importantissima attività in sicurezza. Questo è uno dei tanti interventi, penso ad esempio alla dotazione di altri strumenti, ma anche al presidio di via Leopardi, penso all'unità cinofila, insomma gli investimenti che l'amministrazione Fontanini ha fatto in materia di sicurezza per la polizia locale sono veramente investimenti importanti. Ecco, mi tolgo una curiosità, quanti agenti avranno a disposizione questo strumento? Perché bisogna capire quanti saranno sul territorio che potranno anche utilizzarlo, visto che bisogna avere una preparazione particolare. Ovviamente sia la fase sperimentale che la fase di dotazione definitiva è preceduta da una fase di formazione, però all'incirca si tratterà di una trentina di agenti che verranno
dotati di questa arma, che peraltro viene utilizzata in tantissimi stati in giro per il mondo e viene utilizzata normalmente anche dalle forze di polizia dello Stato in altre regioni. Con noi c'è anche l'assessore e vice sindaco Loris Michelini. Loris Michelini ci parla sempre di lavori pubblici, in questo caso parliamo di sistemazione di fermate del bus. Sì, abbiamo portato in giunta un intervento di 200.000 euro per riqualificare sia le fermate dell'autobus, diciamo, dove sono alcune situazioni problematiche, sia il posizionamento o la sostituzione delle pensiline. Inoltre in queste fermate rifacciamo il percorso tatilo-plantare, quindi per i disabili, i portatori di handicap, ma anche per le persone anziane, e oltre a questo rifacciamo anche le banchine, proprio per poter fare in modo che queste fermate siano messe in sicurezza. Vi vado a elencare gli interventi dove vengono fatti. 2 in piazza Primo Maggio, uno di fronte allo Stellini, viene sostituita l'intera pensilinea, e poi di fronte ai giardini, diciamo, Loris Fortuna. Quindi sempre 2, dicevo, in piazza Primo Maggio. Poi vado a elencare anche i vari interventi, per esempio prima di entrare nella piazza dei Rizzi ci sono le 2 fermate principali, quelle vanno sostituite completamente con rifacimento, come vi dicevo, dei percorsi. Ecco, quante sono complessivamente in città? Poi ce ne sono anche quelle in via Maestri del Lavoro, poi abbiamo detto anche quella in via Pozzuolo e quella in via Bertiolo. È giusto che lo dica con chiarezza dove sono. Uno in piazza Lecella, quella è molto importante perché ha tantissima frequenza, e in via Bariglaria, richiesta dai cittadini. Lì andiamo a sostituire, a sistemare 2 fermate. Ecco, per un importo complessivo di? Allora, i lavori sono 162.000 a base d'appalto, lavori complessivi tra progettazione e quant'altro, IVA eccetera, siamo sui 200.000 euro di quadro economico. Ecco, senta vice sindaco, per concludere questo collegamento, quanti soldi vi aspettate adesso dal PNRR per fare degli interventi in città? Perché avete già predisposto tutta una serie di progetti. Ecco, a me interessa la cifra complessiva. Ma a parte i 16-17 milioni che sono già pervenuti, abbiamo presentato progettazioni, quindi i 20 milioni della riqualificazione e rigenerazione, stiamo attendendo il finanziamento. Siamo pronti per presentare progetti per un'altra decina di milioni, chiaramente divisi tra riqualificazione energetica, ciclabilità, opere di riqualificazione di giardini storici e tutto quello che rientrano nei bandi. Teniamo presente che siamo già pronti con i prossimi bandi che dovrebbero uscire a giorni, a settimane. Bene, ringraziamo anche il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Qui da Palazzo d'Aronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, noi ci lasciamo con l'approfondimento per quanto riguarda le ipotesi che sono state presentate nello studio di fattibilità sullo sghiaiamento del lago di Barci. Se ne è parlato questa mattina con gli amministratori locali a Montereale. L'informazione poi torna alle 16:30. Assessore Scocimaro, oggi la presentazione dello studio di fattibilità per lo sghiaiamento del lago di Barci sul Nupera molto attesa. Naturalmente ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda la viabilità e i tanti camion che potrebbero interessare il territorio. Ecco, qual è la soluzione proposta dalla Regione? No, noi non abbiamo la soluzione in tasca, ma condividiamo tutto con i sindaci, con il territorio, quindi io ritengo che i problemi saranno ridotti al minimo. È un problema che doveva essere affrontato. Noi nel 2018, appena insediati, invece di mandare la palla in tribuna, abbiamo costituito un gruppo di lavoro concreto. Di solito quando uno non sa cosa fare fa un tavolo. Nel nostro caso abbiamo fatto effettivamente un gruppo che ha dato dei risultati e in 3 fasi abbiamo ritenuto di dover intervenire sul lago. Le prime 2 sono già state espletate con finanziamenti anche discreti. Adesso la parte più importante è quella della soluzione che possa mettere in sicurezza il lago, ma soprattutto anche garantire al territorio la fruibilità del lago e non avere disagi, quindi viabilità compresa. Lo studio è una proposta, ovviamente non è un totem e come tutte le proposte possono essere modificate, ma è ovvio che tutto questo deve essere fatto assolutamente in sinergia col territorio e con i cittadini e soprattutto i primi cittadini del territorio. Questo studio di fattibilità che cosa dice in sostanza? Si sono individuate soluzioni sia stradali
ipotizzando non solo un'escavazione di tipo tradizionale, perché l'escavazione poi dipende un po' dai livelli del serbatoio, ma anche tutta una serie di soluzioni alternative tipo gallerie col nastro o teleferiche piuttosto che pompaggi da monte a valle, per cui, oppure la soluzione idraulica che prevederebbe un bypass idraulico proprio del serbatoio per consentire alla ghiaia di trasferirsi da monte a valle. Le problematiche sono complesse, come si intravedeva 2 anni fa, e sono tutte piuttosto costose, per cui sì, e tutte hanno un qualche impatto. Forse quella che ne ha di meno è la soluzione idraulica, però è anche un po' complessa, perché non è, traslare ghiaie in fase di piena non è esattamente così semplice da guidare come processo. La soluzione zero vuol dire lasciare che il serbatoio si inghiai e Barcis abbia grossi problemi, anche non solo per l'interimento in sé, ma proprio per una questione di salvaguardia idraulica. Sindaco, quali sono i vantaggi e quali sono i timori di quello che potrà succedere? Certamente è un problema che va risolto soprattutto per la messa in sicurezza del paese, prima di tutto. Dobbiamo garantire la sicurezza di quelle case che ormai subiscono gli effetti del Sellina di un torrente, e soprattutto anche per poter continuare a dare quella valenza turistica che ormai è caratteristica di Barcis da anni. Certamente è un problema che va affrontato unitamente anche alla questione di viabilità, perché per noi è importantissimo deviare il traffico pesante fuori dal paese, per cui con una viabilità alternativa in destra lago, funzionale anche quel ponte che è stato appena realizzato, questo riusciremo a risolverlo, e questo è importantissimo. Pensiamo che solo di automezzi pesanti, compresi quelli della Dolomia, ma anche quelli che trasportano vengono a prendere il cemento a Fanna dall'Alto Adige, avremo più di una 50ina di autoarticolati al giorno che passano per il paese, una viabilità che appunto è in sofferenza, con case che risalgono ai fini 800, prima del 900, e con tutti i problemi legati anche alle sottostrutture. Oggi si definiranno appunto, credo, la presentazione dello studio, poi ci saranno delle valutazioni, i tempi credo che siano abbastanza lunghi secondo le soluzioni che verranno adottate. Comunque siamo fiduciosi, abbiamo visto che questa regione ce la sta mettendo tutta per trovare una soluzione, le premesse ci sono, siamo fiduciosi. Quali potranno essere eventualmente gli indirizzi da optare? Intanto questo è uno studio che valuta una serie di alternative. Questo è uno studio, non è un progetto. Ascoltiamo che cosa emerge da questo lavoro commissionato dalla Regione. Poi per la comunità di Montereale la questione è anche quella di evidenziare questo alla popolazione, far capire che cosa è emerso da qui, e quindi in questo cerchiamo anche con la Regione di capire con quale modalità la gente, le persone sensibili, perché hanno subito in tutti questi anni un flusso ininterrotto di camion per il passaggio delle ghiaie. Il prossimo passaggio è sicuramente quello di condividere questo studio o queste alternative possibili o impossibili, chi lo sa, con la gente di Montereale e anche con la gente di Barcis. Quanto siete preoccupati da questo eventuale passaggio che potrebbe essere di non poco conto? Abbastanza preoccupati, perché se noi dobbiamo pensare che da Montereale verso Longarone ci sono soltanto 200 metri di linea discontinua, perciò se io parto dietro un camion a Montereale, io arrivo a Longarone sempre dietro lo stesso camion. E questo potrebbe incidere anche per il passaggio sul territorio, per l'inquinamento? L'inquinamento, poi tutto il resto, e non dimentichiamo che alle gallerie del Vaillant c'è un semaforo che dura 10 minuti sia da una parte che dall'altra, perciò è un intoppo proprio, bisogna intervenire sulla viabilità.